Ben ritrovati con l'informazione locale di Radio Adige TV, benvenuti a una nuova edizione di TG Daily. Vediamo la prima pagina del Daily Verona, il quotidiano digitale che arriva ogni sera via email e via WhatsApp. Vi ricordo è gratuito, basta iscriversi, ci sono anche il canale WhatsApp e il canale Telegram. Comincia la corsa per il Veneto. Fissata la data delle elezioni per domenica 23 e lunedì 24 novembre. Il presidente Zaia firma il decreto, auspica una campagna civile e invita tutti al voto. Intanto è partita la corsa delle candidature. Allora vediamo il videomessaggio diffuso dal presidente Zaia. Un saluto a tutti, voglio dirvi ufficialmente, farlo direttamente, che ho appena firmato, eccolo qui, il decreto di indizione delle nuove elezioni regionali. Come voi sapete si conclude la legislatura e quando si conclude la legislatura bisogna andare a votare. E quindi vi annuncio ufficialmente che le nuove elezioni si terranno nella giornata di domenica 23 novembre dalle 7 del mattino alle ore 23 e lunedì 24 novembre dalle 7 del mattino alle ore 15. Per chi volesse candidarsi alla carica di consigliere o di presidente, le giornate per presentare le candidature e quindi le liste sono le giornate del 24 ottobre e del 25 ottobre. Auguro a tutti di fare una buona campagna per coloro che si candideranno, spero che sia una campagna di reale confronto, di civile confronto, di sereno confronto e che sia un confronto costruttivo negli interessi di tutti noi veneti. Per quanto riguarda noi veneti, io spero veramente che la nuova squadra che prenderà in mano questa regione e poi si affronterà questi prossimi 5 anni di governo sia una squadra che possa portare ancora più in alto il nostro Veneto. Quindi un ringraziamento a tutti voi, mi raccomando andate a votare. Sulla data ha espresso delle critiche la consigliera regionale del Partito Democratico, capogruppo del PD Vanessa Camani. Zaia ha scelto la data migliore per sé. Apprendiamo da un video social che Zaia avrebbe firmato il decreto, attendiamo il bollettino ufficiale. Finalmente sappiamo quando si vota, dice Camani. Ha scelto l'ultima data possibile, quella migliore per se stesso, e lo ha annunciato solo dopo che lo avevano già fatto tutti gli altri. Non una decisione ma una resa, dice Camani. E parte la corsa alle candidature. Tante quelle annunciate negli scorsi giorni, Albertini per il PD, ma anche Massimo Giorgetti per Fratelli d'Italia e ancora appuntamenti sul territorio, l'europarlamentare Daniele Polato e Fratelli d'Italia questa sera a Villafranca per un incontro con i cittadini, mentre a Povegliano Alessandra Moretti, Partito Democratico, Anna Maria Bigon, uscente ricandidata sempre in regione per il Partito Democratico, con Cristina Ceriani parlano di violenza di genere, sostegno psicologico e trauma, quindi un altro appuntamento, mentre domani, venerdì, l'onorevole Alessandro Battilocchio di Forza Italia in visita a Verona è il presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, quindi avrà vari incontri anche in questo senso. Proseguiamo con le notizie di oggi del Daily. Alta velocità a Verona nel 2026, via ai lavori per il nodo Ovest. Abbiamo il servizio. Da progetto originale si prevedevano chiusure impattanti su via Albere in tangenziale, chiusure che nella fase di progettazione dell'ingresso ovest a Verona dell'alta velocità alta capacità ferroviaria sono state ridotte in modo significativo. Con queste nuove modifiche state effettuate da un lavoro che stiamo conducendo da circa 1 anno e mezzo, abbiamo sicuramente mitigato i disagi, via Albere subirà delle chiusure notturne e qualche senso unico alternato, mentre la tangenziale subirà un restringimento, ma le 2 corsie per senso di marcia saranno sempre garantite. È chiaro che questo non vuol dire che non ci saranno disagi, ma vuol dire che il lavoro di 1 anno e mezzo fatto e eseguito ha portato dei buoni risultati, che appunto è quello di mitigare i disagi. Sicuramente la chiusura di via Carnia e anche le lavorazioni che si faranno su via Fenilon comporteranno un piano di viabilità alternativa che stiamo mettendo in campo. Le chiusure e i lavori inizieranno fra fine 2025 e inizio 2026, con proseguimento nei prossimi anni per continuare sul rafforzamento dell'alta velocità e alta capacità ferroviaria. Questo intervento consentirà di potenziare la rete ferroviaria ad alta velocità, in particolare di offrire una maggiore qualità del servizio, soprattutto in termini di puntualità, avendo
più possibilità, più direttrici parallele su cui convogliare i diversi flussi di traffico ferroviario. Le operazioni previste nel 2026 rappresentano anche un punto di inizio per la strada di Gronda, l'opera per la viabilità a sud-ovest della città, su cui ha deciso di puntare l'amministrazione Tommasi. Ricordiamo che appunto questo nodo ovest sarà anche il protagonista dell'inizio del primo tratto della strada di Gronda, perché appunto il primo tratto della strada di Gronda è di fatto un'opera già all'interno di questa progettualità, e per cui diamo anche di fatto un inizio a questo grande progetto per la città che come sapete abbiamo finanziato. Per spiegare tutto questo ai cittadini e aprire il confronto con il territorio, l'appuntamento è per lunedì 22 settembre alle 20:30 al Teatro di San Massimo. È un incontro con la cittadinanza anche per raccogliere sicuramente segnalazioni che sono importanti, lo facciamo anche con anticipo perché vogliamo ovviamente, se ci sono possibilità di viabilità, anche di modifiche possibili, metterle in campo. Restiamo in tema ferroviario. Galleria di base del Brennero, completato il primo tunnel fra Italia e Austria, abbattuto il diaframma del cunicolo esplorativo. Con i suoi 64 km la galleria sarà il tunnel ferroviario sotterraneo più lungo al mondo, e la vicepresidente del Veneto De Berti era là e ha detto: quest'opera consoliderà Verona come hub europeo della logistica, importante quindi anche per il territorio scaligero. Un episodio che fortunatamente è finito bene: si bloccano i freni in via Torbido a Verona, una giovane automobilista si è lanciata fuori dall'auto. È successo ieri sera appunto in via Torbido a Verona, quando i freni della sua Fiat Panda si sono bloccati, costringendola a saltare fuori dal veicolo. Fortunatamente non ha riportato danni fisici. E oggi ci sono stati i funerali di Pasara Tamel, il giovane sedicenne annegato lo scorso lunedì in piscina, era uscito dal suo istituto scolastico, un ragazzo con delle problematiche dello spettro autistico. Si cerca ancora di capire quanto accaduto e se ci siano delle responsabilità. Chikungunya, da questa sera nuovo intervento tra Verona e Buttapietra per un caso avvenuto proprio nel comune di Buttapietra, effettuati trattamenti di disinfestazione per contrastare la diffusione della zanzara, che ovviamente porta poi anche la malattia. Continuiamo con le notizie dalle pagine della provincia. Grave incidente questa mattina sulla Porcilana, maxi tamponamento, 6 mezzi coinvolti all'altezza dell'agriturismo Caloseni a Caldiero. L'incidente ha coinvolto un camion e 5 automobili, non si sono registrati feriti gravi. Sempre tema chikungunya, Bendinelli, allarmismo dannoso per il nostro turismo. Alcuni giornali tedeschi da giorni parlano di un'epidemia di chikungunya sul Garda. Il sindaco di Garda smentisce l'allarme e mette in campo tutte le misure di prevenzione. Continuiamo con le pagine dell'economia. Verona Stone District, presentato a Roma il report sui distretti lapide italiani, analisi sulle sfide geopolitiche e le rotte commerciali del settore del marmo italiano, con uno sguardo alle opportunità globali e al futuro di Marmomac. Verona Stone District appunto ha presentato questa novità. Continuiamo con lo sport. Fabrizio Gironi è il nuovo posto di Rana Verona, è stato ufficialmente presentato come nuova aggiunta al roster per la stagione che sta per cominciare. La Virtus perde contro l'Inter Under 23 alla Cavagni Nocini 1-2 ieri sera, nonostante un iniziale vantaggio con Munaretti. La rimonta nerazzurra poi nel secondo tempo. Spettacoli, eventi, cultura, poeti sociali. A Verona una riflessione sulla fraternità e la pace. La seconda edizione della rassegna Poeti Sociali si tiene a Verona dal 1 al 5 ottobre con eventi che coinvolgeranno poeti, esperti e giovani in spazi pubblici e significativi della città. Montorio in festa tra giochi e rievocazioni storiche. Emanuela Businaro ha presentato i Medieval Games in programma questo weekend al Castello di Montorio, con combattimenti, giochi medievali
medievali, artigianato e cucina tradizionale. Trovate tutto qui sui nostri canali e insomma tante curiosità anche da giornalepantheon.it con Laura Poesini, che ha scelto Verona per l'ambientazione del suo nuovo videoclip. Con questo si chiude l'appuntamento di oggi con il TG Daily. Vi ringrazio per averci seguito, buon proseguimento con Radio Agi TV e tutti i canali Verona Network.